Armando, siamo qui di nuovo con i nostri ascoltatori. Grazie per essere venuto Grazie anche oggi. Ciao Armando. Grazie. Tutto bene ieri? Bene, Sì? bene, Stanotte? Tutto a Stanotte, posto? Ho mangiato. Il Signore ve lo dico, aspetta che lo diciamo. Purtroppo non posso fare sempre cosa che mi mangio a sera. No, perché siccome che so che te sei un forte, allora vuoi sapere anche a me. Io cerco di godere questi piaceri della tavola che per me sono veramente una cosa unica. La vita. E quindi ieri sera Bruno Gomagna, la regina dei nostri minestre veneti. E sai cos'è? Qui non me pronuncio. La pasta e fagioli. Mamma mia. Che questa, ma non è la ricetta di oggi. No, non è la ricetta di oggi. È la regina dei nostri minestre veneti. Ma sapevo come che l'ho battezzata nel 2000. Bruno, sai come l'ho battezzata nel 2000? Nel 2000 anno storico, anno che non si sapeva cosa che viene 2000, pensati qua, E ora cosa ho fatto? Sì, perché si diceva 1000 non più 1000. Sì, cosa fa Armando nel 2000? Allora, nel 2000 cosa ho fatto? All'inizio del 2000, a tutti i commissari che avevo scritto nel menù, ovviamente, ore, a fine anno questo era, ore 02, i maestri cantori dell'Umberga in una musica di sapori. Cioè io lì a letto, ma che roba è? Armando, non avevo detto niente a nessuno, no? E Armando, i camerieri si domandava, non so, avere pazienza, io ho detto, è una sorpresa che fa Armando, no? Quindi, perché li ho battezzati così? Che ovviamente è la regina dei nostri minestre, la pasta e fagioli. Perché? Allora, tutti si domandavano, signori, i maestri cantori di Norimberga, ma di sapere che vi mangiare i fagioli. I fagioli è grande musica. La fa muovere tutte le balestre e quindi questa è la regina dei nostri minestre. Questa è la regina dei nostri minestre. Comunque che parleremo del pasta e fagioli perché è una roba che mi veramente sogno tutte le notti, perché è un piatto fantastico. E quindi io questa notte ho mangiato la sera ho mangiato la minestra, quindi è stato di grande effetto. Celestiale, quindi avevo una musica, ragazze, che non vi dico, però è stato un piacere ugualmente. Senti una cosa, passiamo alla ricetta di oggi e ti dico subito quali sono gli ingredienti. Rombo alla veneziana, ecco. Anche qui deve essere qualcosa di fantastico. Cerchiamo sempre dei piatti che sono anche un po' fuori del nostro territorio, però Venezia fa parte del Veneto. Quindi perché no, qualche volta non mettere qualche piatto... anche perché se facciamo pesce, il pesce si lo trova bravo. O da Venezia in su, Valli del Comacchio, o da Venezia in su... E dopo portiamo su, che si incrocia con le nostre verdure degli orti, il radicio di castellan, i sparagi quando è stagione, quante belle robe che si abbina a sto pesce. Ecco, gli ingredienti lascio a te solo spazio. Guarda, un chilo di rombo chiodato. Per 4 persone però, 4 persone, chiodato, sempre per 4 persone. Sì, chiodato cos'è? È quando andate nel mercato del pesce e dite, signore, mi dai il rombo chiodato? No che abbia che il cartein viola, color de statola qua. No, perché qui viene dalla Spagna. Quindi può essere chiodato lo stesso. Però, no, che non sia buoni, ma se meglio chiodato. Perché noi rispettiamo sempre quello che si è prodotto. Nel nostro Adriatico tutta un'altra cosa. Oppure, non è che non si trova anche fuori dei bei rombi, non è detto, però l'importante è che sia chiodato, che per sopra la pelle, quella scura, non quella chiara dall'altra parte, va di passare, vede tutti come tutti i ciodetti impiantati, come perché sia. Ecco, quello che ne ha parecchi. Quello è adatto. È il rombo migliore che puoi trovare nel mercato. Per la nostra dopo ovviamente varrei il vostro... come dire, il vostro pescivendolo di fiducia non deve imbrogliare a mio perché la prossima volta non deve più, no? E quindi ecco anche perché iniziamo noi altri e noi altri vogliamo essere ligi a quello che diciamo. Certo. Ecco. Allora, 1 chilo di rombo per 4 persone, naturalmente se sei 4 persone come me e te è meglio 1,5 kg. Sì, perché è meglio 1,5 kg. 1 chilo insomma io, ma se non 1 chilo anche a 7 etti.
Sì, abbondate un po' perché noi siamo buon gustai, specialmente se ci invitate a mangiarlo poi. Certo. Anzi, scusa, se teniamo digiuno apposta per fare una bella cena per fare auspicio di quello che vatti vedere la mangiare per fare gioia sì, tavola, no? La cosa più bella che vi può fare un ospite è quello di lasciare il piatto pulire il pulito, piatto, pulito. Sai, perché dopo come fatto di mano appetito no questo, e ora nasce che ti metti anche in imbarazzo la signora che l'ha fatto in due per preparare sto piatto, e dice mamma mia che figura, sicuro gli restai contenti, ma perché mi hai assaggiato? Non sta a passarti a testa, vuol dire che era super pieni. Ma se mi vede sempre il piatto netto, dice ma non ti ha portato niente a te. Così. Magari ti fai anche la scarpetta col sì, pane. Madonna, certamente. Allora, 5 cucchiai di olio sempre extra vergine d'oliva, 500 grammi di patate. Le patate, dimmi anche le patate perché è importante il tipo. È importante che sia la patata che si presta sia per fare gnocchi e che si presta sia per fare patate al forno. Adesso è una patata con molti amidi e quindi Ghenese anche sulla nostra terra qua, delle patate talmente buone, tipo le patate rosse che si trova sulle parti del Tarso, pensate sempre qua nel nostro territorio, che diria che abbinarle vicine a quella, scusa che fai questi confronti, a quella olandese e a sta qua del Tarso, non è niente che va de mal, anzi, diciamo che siamo arrivati veramente a avere anche nati di prodotti veramente buoni. Allora andiamo de fretta, se no anche oggi non diciamo. Ecco, allora, quindi 500 grammi di patate, che noi diventano quelle farinose, esatto. 10 olive nere, quelle belle olivote nere, ecco. Mezzo bicchiere, ecco qua che va il vino bianco secco, mezzo bicchiere, anche un po' più di mezzo. Che imbriaghiamo bene sto rombo. 30 grammi di burro, qua poco burro, pochissimo, e 2 foglie di alloro, sale a volontà. Anche pepe. Un pochettino di pepe, poco, ma non l'ho messo perché può essere facoltativo, perché a tanti piace, a tanti no. Quindi procedimento semplicissimo. Prendete una teglia di giusta misura, che mettete a carta da forno, così siete sicuri che non si attacca, che mettete un giussetto di olio, adagiate questo bellissimo rombo, che ovviamente prima ve la va e suga, lo adagiate sopra l'olio, cospargete un po' di sale grosso, non fin, che mettete le foglie di alloro, che mettete le olive tutto attorno, no? E le patate tagliate tutte a cubettini piccoli, no? Messe tutto attorno al rombo, che dà una passata anche alle patate con l'olio, un po' di sale, e se vuoi sbizzarrire puoi mettere ma no, niente, perché nella ricetta l'ho messa e non voglio dirlo. Le preparei così e le mettete tutte attorno a teglia con le olive. Le olive, vedi tu, anche qua, insisto, perché le del nostro territorio, te le puoi trovare quelle nere e anche quelle verdi, che sono buonissime. E quindi, ecco qua, infornate. Tanti pensano che noi altri non abbiamo l'olio buono, ma abbiamo l'olio buono dalle nostre parti. Buon, ma buon veramente. Lei che ovviamente è generosi nel prezzo, ma non importa. Che mette qualche giossa in manco perché è veramente buono. Allora, quando che vede il forno a 190 gradi, infornate la teglia. Dunque, questo peso di rombo, quando è passato 20 minuti, è cotto, quindi è una facilità per fare questo piatto, ma veramente voi fate 20 minuti, se lei carnoso mette 25, non avete nessuna paura, vate pure altri mestieri attorno alla cucina e dopo vate a mangiare questo rombo. E avete sentito con quale poesia ha raccontato questa ricetta e noi oggi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Di nuovo, arrivederci.